A stora qui non taglia stella, è l'ora di giocare. E l'ora non parla. E per chi è l'ora di... Sabientoni. Allora diremo insieme. Buonasera, salute a tutti, ringraziamo di essere con noi, non ta via stella, giochiamo insieme a Sabientoni, auguriamo le nostre squadre di stasera, per la salvezza di Aiegia San Nicolau, dunque, Estelle, Giacomo e Gianfrancesco, salute, buonasera. Salute. Dunque di una socio. Due parole allora, non ta per la salvezza di Aiegia San Nicolau. Allora, la socio Santo Nicolaio che stivau a per scopo di va a salvezza di Chiesa per poter tramandare e per poter mantenere il nostro patrimonio nei nostri paesi, perché ne abbiamo assai bisogno e che è a memoria dei nostri antenati e vorremmo che questo patrimonio sia mantenuto e sia tramandato alle nuove generazioni. E dunque c'è appena bisogno di soldi. Dunque c'è appena bisogno di soldi, c'è appena bisogno di aiuto e c'è soprattutto bisogno di coscienza che nei nostri paesi oggi già impegnarsi per fare insieme in maniera che i nostri usi e la nostra maniera di campare sia sempre viva domani e dopo domani. Ed è tale, tra San Nicolau e a Pietro non c'è tanto, un piccolo ghiaccio. È una stappadella con tu. No, beh, giusto in faccia. C'è la squadra che rappresenta la scuola di Pietro, Aurelie, Evelina e Filippo, salute. Bon, siete giunti anche tutta la scuola da Pietro, così avete i vostri sostenitori, così siete tranquilli. Giochiamo in casa. Bon, tutti insegnanti, se capisco. Siete insegnanti della scuola da Pietro. Poco preso per me. Ti parla io o... No, ma fa delle domande. L'ha giuvato. Siete dunque insegnanti della Ci scuola da c'è la Pietro. direttrice, un insegnante, c'è un'altra Sandrine qua là e sono intervenante di qua corsa. E dunque quanto siete lì a Pietro? 70 e qualcosa. 75, quantunque, non è mica una piccola scuola allora, no. C'è un mondo a Pietro. Allora, siete contenti di giocare con noi? Cachez votre joie. Allez, vi presento a me Sabientoni, a me Patrizia Catacieca, salute. Buonasera, salute. Professore o no, Sabientoni o no, tutto il mondo può giocare, Sabientoni ha preso prima prova a raffica. Per giocare a raffica è semplice, mettete male non tu funzo, ascoltate la domanda, date la risposta, picchiate non tu funzo. Il primo che picchia è lo che risponde. Prima domanda, chi ha uccato? Morto in 2012 ha dato il suo nome a un caruggio Marbeuf in Ajaccio. Parliamo Antonio Solacaro. di Antonio Solacaro, risposta buona. Diebè che non ci sia un nome d'Antone e che non ci sia più un nome di Marbeuf. Simbolico di Viaggiamo appena. Chi bivenda è celebrata per Oktoberfest in Munich. Biera. Tocca a voi di rispondere. La birra. La biera. Conoscete la festa Oktoberfest? La fête de la bière a Munich, risposta una. È stata creata in 1810 e oggi sono andato una volta e vi posso dire che beiono. Ci niente tutti i scorni si hanno certe sborne impressionanti. Voglia di mica vedo. No. A casale. E come si chiama sul mercato che gira i paesi o è gase per vendere roba? Tragolino. Oh, dumè. Oh, non me. Ti ricordi quello tragolino? Risposta buona. Oh, figlio, 70 anni. Secondo la leggenda, che animale ha raccolto a Romulus e Remus, i futuri fondatori di Roma? A Luba. Tocca a Ellie di rispondere. A Lupa. A Luba, la Louvre, risposta buona. L'ultima domanda di Sarafica. Che montagna di Ucinto è famosa per un buco a sua cima? O Capo Tavunato? O Capo Tavunato. Risposta buona.
Ci anticipi, hai capito? Ci anticipi, 2335 metri o Gabo Dovunado, chi saluta a Baia Orba e dunque agonisci della leggenda. Storia. Diteci la leggenda, conosciamo, ma ripetite. Allora se vuoi agonisci della voi, perché chi ci piace quando partecipi a gente. C'è stato un cabadoglio che voia una giovanotta e come è partito un corrente, ha lampato un martello e ha trovato. Ma quale? Iaule. D'accord. C'è stato un cabadoglio, non è mica troppo capito, ma boh. Con un pastore, mi pare. Allora non so mica, io... Il di rabbia ha lampato qualcosa in uno scoglio e lo scoglio si è tavonato. E forse, a fine ci sono quanto a me tante leggende. Io mi ho aggiunto lì che doveva essere un ponte sopra Golo e a Diave doveva essere sto Cabo Dovunado e c'è un gallo che ha cantato, o Iaule si è innerbata, ha lampato un martello e ha fatto un tuvone. Allora, 40 punti quantunque, siete in testa con 60 punti. E giochiamo a Variavia. Dunque, a Variavia, una domanda e tre possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda e Patrizia, vi faccio tre proposte. Una comincia a scuola da Pietro. Tocca a voi di rispondere. Allora, ascoltate la domanda e dove proposte di Patrizia. Come si chiama a Ieja costruita in 1969 in Bastia, in Lupino, da Louis de Casabianca? Tra. Allora, Notre-Dame de l'Assomption, Notre-Dame des Victoires, Sainte Trinité. Che annata? 1969. In Lubino in Bastia, in 69. Santa Trinità. La Sainte Trinité. Così, non conoscete mica il Guardia di Lupino, no? No. Dire Notre-Dame des Victoires. Notre-Dame des Victoires, in 69. Un monumento innovador, assai moderno. C'è una grande scalinata e poi una specie di forma di campana. Nada così, infine non so mica, ma boh, è un'architettura moderna, sai. Allora, tocca a voi di rispondere. Chi è la particolarità di un ciclista Robert Marchand, che ha soprana di ciclismo in 2017? Che ha fatto allora? Allora, che ha fatto? Dunque, no, chi ha la particolarità di essere ego, dove più di 105 anni, o desse bracimozzo? 150. 105 anni. 105 anni. Sempre non una bicicletta sta... accidenti, E risposta una. In 2017 ha corso quantunque 22 km in un'ora a 105 anni, dunque a broa sovrana di più di 100 anni. Dunque, ora penso che l'ha restato a competizione, ma ha previsto di fare di nuovo una corsa, un son due. Ma il dottore ha detto, allora, ci calmiamo appena. Rifiatato appena. Forma. Dunque, un'amica fa una corsa, ma una dimostrazione che ha 105 anni continua a viaggiare con la sua bicicletta. Tocca a noi, a scuola da Pietro, in Argentina. Chi è un porteño? Un porteño è un abitante di Buenos Aires, un treno di montagna o una festa religiosa? Allora, amica prima... Une fête, un habitant. Un abitante di Agida di Buenos Aires, un treno di montagna o una festa religiosa, un porteño? Un secondo, il treno. Allez, il treno, A principiato male, Filippo ha detto, pas la première, giusto appunto dire prima un abitante di Buenos Aires. D'accord. Un porteño. Il porteño perché chi dicono di Puerto de Nuestra Señora, dunque sono i migranti che sono giunti in Buenos Aires, dunque sono gente, migranti. L'ultima domanda di Savariavia, tocca a noi di Giuga. Chi è, a seguito di questa espressione meteorologica, Niula rossa o cielo rosso, secondo loro? Allora, cielo rosso o niulo rosso, acqua d'osso, cielo rosso o niulo rosso o biscio soffia, cielo rosso o niulo rosso, luna grossa.
Ubiscio Sofia. E a seconda. Mouja amica de amor. C'est comme ça et pas autrement. O piscio Sofia. E Risposta una, E sapete. si ribighedia, è vero, quando c'è le rosse, c'è quanto, spesso, ovvio. Bon, ad una gattia notizia. Avete regalati tutti i vostri punti, eh? Oh là Fais-moi là comme là le là. Napolè, Bon, moi. siamo a zero per ora, Facciamo, Siete in testa dunque con 140 punti, bravi. Bon, mi sembra che avete bisogno di vostri sostenitori, posto che li sono con noi. C'è tutta la scuola da Pieto, on peut les saluer, merci d'être là. Et il y a aussi les Salines 5, les tout petits des Salines 5. Allez, continuiamo e giochiamo a trappola. A trappola, domande preparate dai nostri candidati. Da qui ripiglia appena dei punti, eh? Bon, una domanda, se rispondete bene pigliate 40 punti, se vi sbagliate, la squadra che pone la domanda ripiglia 20 punti. E noi cominciamo con la scuola da Pieto e la prima domanda che concerne dunque il paese. di Castivao. Voilà. Da Pieto ben inteso. Allora, chi è un moto? Che è un moto, ho detto, di un paese da Pieto, giusto appunto. Un motto. La divisa. La devise. Ce la conosce questa qui, eh? Ce la conosce. No, non so mica ok. No, mi la chiamevo sti punti. Vi ringraziamo. Dunque un moto non l'avete mica. No. No, io la chiamevo. Même pas au hasard, eh? Au hasard. Voilà, Chi rima? So io. salute, no, no. In regola. Ah, Pieton se lève tôt, chi ne so. No, Buongiorno. impossibile. Encore. Ah, Pieton, jamais trop tôt. Vi famo tutti, eh? No, ma piuttosto calci e pugni a mezzo a upetto. Una Pieto. Vabbè. Perché? Calci e pugni a mezzo a upetto. A mezzo beto. Non sapete mica perché, eh? No. Può pensare forse che la gente li piangono Ouais. a baruffa. Calci e pugni a grossetto pugna. Cosa stessa. No, perché c'ho la sapecchi. Filippo, di Indoisetti. Murzo. Aurélie. Bastelica. Di Basterica. E Evelina. Soirée. Soarela. E da Pietro Parapiccigans. Ah. Capisci? E Dunque, poi travaglio ma fa quantunque abbiamo imparato qualcosa non da Pietro. Tocca a noi. Dai. Di Indoisetti. Noi siamo i Castivao, di Lama e io sono a Schede. Dunque la domanda Nanta. Allora. Si va. Nanta. Nanta, chi eroe celebre ha combattuto in due paesolo di Petrera in Castifau al XVI secolo. Allora qual era il suo eroe? XVI secolo, chi ça pourrait être? Ça pourrait être. Battu, hein. Quel célèbre personnage corse a combattu dans le hameau de Petrera à Castifau C'est que... au XVIe siècle? 16e. 16e, donc c'est avant. Mica San Boguccio. XVI secolo. 16e siècle. Ouais, c'est peut-être 16e. Ouais. Tente, hein. Oui. Essaye. San Boguccio. Sambucuccio. La landa non è mica troppo lontano. 16e siècle. Aurélie Indoisetti. Bastelica. No, c'est pas lui. Oh, je l'ai dit. Et alors? Et Zampiero Corto. San Piero Corso. Oh, on m'a dit non. E voilà. Voilà. T'hai una masteriaccia anche voi e non Et una voilà. ascoltate mica. Voilà. Fallait m'écouter. Ha combattuto i genovesi, Je l'ai dit, d'Andrea vous m'avez dit Doria. non. No, On m'avait no, dit. non. Al XVI secolo, dunque. E que? Quantunque avete preso 20 punti, hanno preso 20 punti di noi, dunque siete avanti con 160 punti e sempre in testi bravi. Giughiamo a Usciapacapo. Usciapacapo di stasera. Mi si pare che adesso è assai complicato, ma non si sa mai. Io dico questo perché bon, è una somica. 4 indizi. Al primo indizio avete un'idea, pigliate un tuo fondo, fate una proposta, pigliate 60 punti quantunque. Poi dopo cacceremo 10 punti a ogni indizio. Se vi sbagliate un perdite in onda, vi cacciamo un'onda.
Ci siamo. Allora ascoltate il primo indizio di Patrizia a 60 punti. Volete sapere ciò che ha fatto in Corsica? Allora andate in Luciana e guardate a Canonica, che è una delle più belle chiese di Corsica. Volete sapere ciò che ha fatto in Corsica? Andate in Luciana, figlia della Canonica, una delle più belle chiese di Corsica, e così capite ciò che ha potuto fare. Un campanile. Shaka, aspetta. No? No. Allora, un altro indizio per 50 punti. Parlo sempre bene di corsi. In de me hanno fatto miracoli. Anche se Brutellini dicono che non sanno mica costruire cose dritte. Si può ripiede? Parlo sempre bene di corsi. In de me hanno fatto miracoli. Anche se Brutellini dicono che non sanno mica costruire cose dritte. Pisa. Allora, un altro indizio per 40 punti. In de me avia Baoli e avia Corsica si incrociano. Pigliatevi a Baoli per andare a facoltà di storia e avia Corsica per scoprire una piazzetta magnifica, a Piazza dei Cavalieri. Firenze, no? Florence, no? Firenze. Se voi volete rispondere, picchiate la confusione. Picchiate, rispondite. Picchiate, non perdite nulla. non perdite nulla. Picchiate. Allora, Firenze. Firenze. No, non è mica Firenze. L'ultimo indizio per 30 punti. In 1077 un papa mi dava l'amministrazione dell'isola. La nostra storia comune ha durato 2 secoli e cose sono andate bene tra di noi. Non sono mica cattiva come a me vicina Ligura. Genova. No. Se vi passate accanto, giusto accanto, la Giunteso, Pisa. Le Pisa. monete. La Giunteso. Non mica E ci vuole la picchia. 2 secoli solo, fine solo, dico solo, ma con 2 secoli illuminazione pisana in dea base quantunque, non è stata come l'illuminazione genuese che è stata appena più, diremmo, movimentata. Dunque in 1077 di Gregorio Zete che dà dunque a Pisa, a Corsica, un'epoca viscuati e di Beraghi a Jesaia Canonica, dunque di Pisana come quella di Murado, di San Michele, è un'epoca di noi, e infatti i corsi partiranno di noi in Pisa a costruire a aiutare e hanno aiutato per Piazza dei Miracoli e quella famosa d'ora di Pisa, allora certi dicono che per via di corsi che adora spendighedia, ma so è attive lingue. Ma i nostri sapientoni, avete capito, quelli di la Socio, per la salvezza di Aiege e San Nicolao con 170 punti, bravi. E poi Bulterano, a vince. Di sicuro. Allora sapete come lo bisogna fare, allora. Ma te mi regali anche per voi, figliolate. I nostri vincitori hanno avuto pia cura degli stessi e di assogasa con le creazioni programmate di un nostro partenario Corsica Essence. L'altri sono da Lica con i prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Non ce l'ho mica, vergogna, venite a giocare con noi. Sapientoni.tv. Da qui una stondetta l'informazione non ta via stella, ma prima di tutto voglio salutare il pubblico di stasera e 2 belle squadre. E a me Sapientoni, a me Patrizia. Buonasera. Basterà per stasera, ci ritroveremo da qui a poco, allora ciao. Vieni là.